Terza giornata del campionato promozione Regione Veneto Girone A. Ad affrontarsi al comunale di Via dei Cedri il Montorio e l'Albaronco. Il Montorio di Mister Paese si schiera con Boninsegna, Benetton, Bosio, Bozzola, Braggio, Corradi, Bragato, Marcolini, Antolini, Kovacevic e Zambelli. L'Albaronco di Mister Junco scende in campo con Afif, Targon, Franceschetti, Belakdim, Avesani Stefano, Poletti, El Corici, Ivanov, Avesani Luca, Ace e Bogoni. 13° punizione di Ivanov in area, Avesani controlla e tira. Boninsegna segue con lo sguardo la palla che va alta se lo attraversa. Al 14° la prima di una lunga serie di ammonizioni. Il primo della lista è proprio Avesani. Il Montorio reclama un calcio di rigore per una spallata a Marcolini che era riuscito a penetrare in area. L'arbitro con ampi gesti fa segno di proseguire. Secondo ammonito della lista, Bosio per trattenuta da un avversario. Schema su punizione per l'Albaronco. Ivanov per Ace che mette in aria da Avesani, ma ben controllato da Benetton, il suo tiro non impensierisce Boninsegna. 36° altro ammonito. Il cartellino giallo è per Kovacevic. – 43°. A finire sul taccuino dell'arbitro è Ivanov. Il secondo tempo riprende con la battuta dell'Albaronco. Il Montorio si rende pericoloso con Antolini che manda la sfera di poco alta sulla traversa. Al 10° ammonito Poletti. Al 18° Avesani si aggiusta la palla dal limite e fa partire un tiro molto insidioso. Boninsegna si distende e para in 2 tempi. Calcio di punizione di De Beni ed Ivanov toglie la sfera dalla possibile deviazione aerea di Zambelli. Dal successivo angolo è Caputi a sfiorare la rete in tuffo di testa. Al 27° l'arbitro espelle un dirigente dell'Albaronco per proteste. Al 30° il vantaggio dell'Albaronco. Ace dipinge una traiettoria imprendibile su calcio di punizione dal limite ed è gol. Due minuti dopo viene ammonito Benetton. Bozzola ci prova da fuori aria, ma la conclusione si spegne a lato. Il forcing del Montorio continua anche dai calci piazzati. Fracasso tira ed Afif deve impegnarsi in tuffo per evitare la rete. Altro ammonito. Carpene per fallo da dietro. Anche El Corici finisce tra gli ammoniti per proteste. Un minuto dopo è la volta di Tarullo. In pieno recupero De Beni mette al centro dell'area una punizione respinta dalla difesa. Poi ci riprova. La sfera giunge sul secondo palo a fracasso che in torsione segna la rete del pareggio. Il Montorio, ancora da punizione, rischia di vincere la gara. Fracasso tira, la barriera respinge e la conclusione di De Beni viene deviata, costringendo Afif ad un altro intervento decisivo. Gara intensa e combattuta, lo dimostrano le 9 ammonizioni e l'espulsione. Albaronco propositivo a centrocampo e Montorio caparbio e pericoloso sui calci piazzati. Risultato finale: Montorio ed Albaronco 1-1.